Siamo nuovamente collegati per l'inizio del quarto set. 4 set tra Novi Pallavolo e Piossasco. 2-1 al vantaggio della squadra ospite con i parziali identici, 25-19 il primo, 19-25 il secondo Piossasco, 19-25 Piossasco il terzo. E ora si riprende col quarto set. Batte Fracchia, contrattacco di Boaglio che schiaccia veramente bene e siamo 1-0 in favore di Piossasco. Boaglio schiaccia in diagonale, non tiene Novi e siamo 1-0. Al servizio Pastore Francesco. Vediamo, tiene Imarisio, schiaccia De Ambrogio, Mura non riesce a salvare libero Imarisio e siamo 2-0. 2-0. Tiene Cantini la battuta corta di Piossasco, schiaccia Olivero e siamo 2-1, meno male, inversione di tendenza, non come nel terzo set dove siamo andati sotto di circa 7-8 punti e ora siamo 2-1 con la palleggiatrice capitana Giorgia Del Nero al servizio. Molto fortunoso il salvataggio da parte di Piossasco. Vediamo Susanna Olivero cosa... viene un'alzata, il muro viene praticamente un'alzata per la 1, per la Boaglio di Piossasco che chiaramente non si fa pregare e schiaccia. E siamo 3-1 per Piossasco. Vediamo se Del Nero riesce, sì, brava a tenere questo pallone, schiaccia in lungolina Olivero, però viene tenuta la schiacciata fuori la schiacciata della numero 5 Chiabrando Elisa. Siamo sul 3-2 per Piossasco. Alla battuta Federica De Ambrogio. La battuta in campo, contrattacco di Boaglio, non ha toccato, ha sfiorato veramente il tetto del palazzetto, il salvataggio novese, riprova Boaglio, questa volta ritiene Novi, vediamo se ritentano l'attacco al centro. Il Marisio ci prova ma questa volta non ci riesce. Tre attacchi da parte di Piossasco, scusate, non mi veniva Piossasco, 2 salvati molto bene dalla difesa novese, il terzo purtroppo non è riuscito e siamo 4-2 con al servizio la Boaglio Lucrezia. Riceve Cantini, palleggia Del Nero al centro, è fuori la schiacciata di Serena Pelizza, peccato perché era un punto che avrebbe potuto avvicinarci ancora di più alla squadra di Piossasco. Dalla schiacciata della centrale novese Serena Pelizza va fuori. Ancora Cantini Del Nero Olivero non tiene la schiacciata della Olivero, la numero 14 torinese, che impreca con se stessa per non essere riuscita a salvare questo pallone. Comunque siamo sempre 5-3 per Piossasco e 2-1 sempre per la compagine torinese. Serena Pelizza al servizio e fuori. In altre partite il servizio era stata una delle armi, non dico vincenti, ma comunque ricordo una partita esterna dove il servizio di Pelizza era stato veramente letale.
Oggi invece il suo servizio non è altrettanto buono. Schiaccia Olivero, Del Nero, Olivero tocca al muro, salva, tiene ancora, schiacciata, questo è fallo finalmente. C'è l'arbitro Barbagallo sorride, a seguito di una contestazione dei tifosi novesi, in quanto poi ha fischiato effettivamente il fallo che c'era e la tifoseria novese ha esultato come se avesse fatto un punto. Comunque vabbè, la partita riprende su 6-4. Battuta di Olivero, non tiene Pastore e siamo 6-5, anzi 5-6. Un punto dietro tra Novi e Piossasco. Novi 5, Piossasco 6. Vediamo contrattacco da Boaglio, tiene il Marisio, alza Del Nero, pallonetto non riuscito, troppo basso il pallonetto, troppo lento il pallonetto di Cantini che si va a infrangere contro il muro di Piossasco che praticamente stava aspettando, e siamo 7-5 per Piossasco. Riceve Cantini la battuta, all'attacco Fracchia, tiene però il muro, contrattacco di Boaglio, mi sembra fuori il contrattacco di Boaglio, e siamo 7-6, un punto dietro, però sempre alle calcagne della squadra torinese. 7-6, e questa volta purtroppo è buono l'attacco al centro del Cecconello, e siamo 8-6 in favore di Piossasco. 8-6. Chi serve per Piossasco? Serve Curazio di Letta. Riceve Cantini, attacco al centro di Fracchia di nuovo, tenta il tocco, lungolinea della Boaglio, e siamo 9-6, lungolinea della Boaglio, 9 per chi batte, 6 per chi riceve, 9-6. Piossasco, il Marisio Del Nero, De Ambrogio, palla sopra il muro, bello il punto della Federica, l'attaccante in posto 4 di Novi, e siamo 7-9, siamo sempre a 2 punti che però vanno recuperati. Fracchia al servizio sul libero avversario. Vediamo questa volta Boaglio che schiaccia, ma viene contenuta la sua schiacciata, contrattacco della De Ambrogio che passa sopra il muro composto dalla 7 e dalla 14 di Piossasco e avvicina la squadra novese ancora di più. Batte 8, risponde 9. Vediamo Fracchia. Brutto questa volta, bruttissimo il servizio di Fracchia. Nel momento in cui ci avviciniamo alla squadra avversaria praticamente regaliamo il punto, e ora siamo nuovamente 2 lunghezze dietro. Batte la numero 14 al di fuori della linea del campo. Riceve in palleggio la punto della Beambrogio che in diagonale schiaccia, punto
punto della De Ambrogio e siamo 10-9. Siamo sempre lì, attaccati a un punto dietro la capolista. 9-10, serve del nero, pallonetto tenuto dal muro novese, vediamo adesso il salvataggio, contrattacco Piossasco al centro, pallone fuori, 10 pari, e fuori il pallone schiacciato dalla centrale torinese, 10 pari, 10 per Novi, 10 per Piossasco, ancora del nero al servizio, brutta la ricezione, Pelizza schiaccia ma incredibilmente dietro Pastore tiene, questa volta tiene Novi, il Marigio alza per Susano Olivero, tocca il muro torinese, contrattacco dell'altro posto Boaglio che però non forza, tiene Novi, altro attacco di Susano Olivero, non forza adesso gli attaccanti, probabilmente la paura di sbagliare, erroraccio fortunatamente della numero 5 Chiabrando Elisa del Piossasco e 11-10 per Novi, 11 Piossasco 10. Giorgia Del Nero serve. Attacco al centro, tenuto dalla difesa, purtroppo la palla esce e siamo 11 pari, 11 per Piossasco, 11 per Novi. 11 pari. Brutta ricezione di Cantini, tenuta però ancora da Novi, 11 pari, contrattacco al centro, tiene Del Nero l'attacco della centrale della capitana, De Ambrogio sbaglia completamente l'approccio con la schiacciata ed è punto per palla out e punto per Piossasco, 12 per chi batte, 11 per chi riceve. Contrattacco di Piossasco, murata da Olivero e Pelizza, l'attacco di Boaglio Lucrezia, l'attacco in posto 2 di Chivasso e siamo in perfetta parità, 12 Piossasco, 12 Novi. Servizio di Novi in campo, Boaglio schiaccia, non tiene Del Nero e siamo 3-2, 13-12 per Piossasco. De Ambrogio non tiene la battuta di Boaglio, la palla toccata dall'attaccante novese va a finire direttamente in tribuna e siamo 14-12 e ripreso il vantaggio di Piossasco. Buona ricezione di Marigio sulla battuta di Boaglio, bruttissima schiacciata di Cantini, una serie di errori che riporta a 3 lunghezze il vantaggio di Piossasco dopo averle raggiunte sul 12 pari, 3 punti sotto, 15-12 e time out, 3 brutti errori di Novi, time out e un attimino di sosta per il momento. Siamo 2-1 Piossasco, 15-12.
e si riprende con Boaglio al servizio. Riceve Di Ambrogio, prova a schiacciare in lungo linea Dende Cantini, questa volta fa punto. La difesa della numero 14 Pastore non è perfetta e siamo 15-13. 15 Piossasco, 13 Novi alla battuta Serena Pelizza. Questa sera Serena Pelizza al servizio proprio non c'è. Questa sera Serena non è la sua serata, credo che tutti i suoi servizi questa sera siano finiti, può capitare, in rete al servizio. Comunque ricominciamo e senza demoralizzarci, può capitare, ci sono le serate in e le serate out, va bene. Alza del nero per l'Oliviero che schiaccia il muro composto da il capitano, da Pastore e da Cardone, non tiene la palla, va a finire praticamente in tribuna e siamo 14-16, sempre vicini le due squadre, ma sempre 2 punti di vantaggio per Piossasco. Susanna, Oliviero serve, riceve male il libero, comunque riescono a tenere in campo la palla, Pastore schiaccia distante e qui no, non è invasione. Sono riusciti a tenere un buon pallone Piossasco, vediamo Cantini, muro fuori, tentano il salvataggio rischiando di piccare una testata contro il tabellone segna punti. 2 giocatrici del Piossasco non recuperano la palla e siamo lì 15-16, 15 Novi, 16 Piossasco. Riceve bene la battuta di Oliviero Piossasco, schiaccia Pastore, tiene, Novi tiene, tocca 2 momenti anche pasticcia anche Piossasco, 2 errori. Oliviero del Nero, fast per Fracchia, punto, entra finalmente la fast di Del Nero e Fracchia e siamo 16-16. Una delle caratteristiche di queste 2 giocatrici è la fast. Primo cambio, se non ricordo male, per Piossasco, esce la numero 5 Chiabrando Elisa ed entra in campo la numero, un attimo che sto verificando, la numero 11, ovvero Belli Camilla. In effetti la battuta viene ricevuta dalla stessa Belli Camilla, Pastore schiaccia, Cantini tiene, palleggia Del Nero per Oliviero, il muro di Piossasco tiene, attacco al centro, peccato veramente, il muro di Cantini a momenti riesce a contenere la schiacciata al centro, non ci sono riuscita, ma comunque è buona la ricezione, il muro. Oh là, una battuta sbagliata finalmente dalla numero 8 che si infrange in rete. 17 pari alla battuta è Marielide, scusate, Cantini, però preferisco chiamarla come la chiamano tutti, Dende Cantini. 17 pari, ricezione, fallo di seconda linea, da parte di Boaglio Lucrezia, che essendo in seconda linea ha pestato nettamente la linea d'attacco, e il signor Barbagallo ha fischiato immediatamente, punto per Novi. 18-9-17 Piossasco. La numero 11 che è entrata al posto da 5 riceve male e siamo 19 per Novi, 17 Piossasco. Adesso Novi non deve mollare, è il momento di giocarsi tutte le sue chance. 19-17 e serve sempre Dende Cantini.
battuta meno tesa, comunque non ricevuta bene. Tiene Marisio, Del Nero a Olivero Murata da Piossasco. Questa volta la giocatrice, la posta novese, aveva schiacciato bene, ma il muro di Piossasco questa volta era ben piazzato, respinge l'attacco e conquista il 18° punto. 19-9, 18 Piossasco. Serve la numero 4 Curiazio Diretto. Riceve il Marisio, alza Del Nero, asta la schiacciata di De Ambrogio, giusta la decisione degli arbitri e ha toccato l'asta la schiacciata di De Ambrogio prima di andare a finire nel campo avversario. 19 pari, si è di nuovo portata in parità la squadra torinese. Riceve Cantini, fast però questa volta non perfetta di Novi, e adesso si è ribaltata la situazione, schiaccia la Boaglio e conquista il 20° punto per Piossasco. Siamo 20-19, 20-19 per Piossasco, un punto avanti. Al servizio la palleggiatrice, come ho detto, il numero 4 Curazzo Diretta, riceve il Marisio, vediamo l'attacco al centro, Murata, è stata Murata questa volta Fracchia, siamo 19-21. Murata il centrale novese. Ed è tempo, time out richiesto da Astori, l'ultimo perché non ne ha più, siamo solo 2 punti sotto, si può ancora recuperare. 21-19 e 1 minuto di pausa. Time out concluso, intanto do il risultato finale. La Novi pallavolo maschile ha vinto per 3-0, 26-24 anche l'ultimo set, per cui 3-0 per la Novi maschile ad Alba. Ma riprendiamo la telecronaca della partita qui al Palazzetto dello Sport di Novi Ligure. Riceve Cantini, la schiacciata, palleggia Del Nero per De Ambrogio, salva fortunosamente questa volta Piossasco la schiacciata di De Ambrogio, tocca di nuovo il muro torinese ma tiene sempre. C'è una palletta di fuori, la schiacciata, stavolta è fuori la schiacciata di Boaglio, di poco, ma questa volta è veramente fuori. Al servizio entra Barco al posto di Fracchia, entra Barco, giovanissima, come ruolo sarebbe al servizio. Barco è entrata al posto di Fracchia, sicuramente una questione di battuta, vediamo. Barco, la palla sfiora davvero la rete, tiene De Ambrogio, prova Cantini dalla seconda linea, tiene anche se non perfettamente Piossasco, out, e out la schiacciata di Boaglio, la numero 1. La numero 1 è out la sua schiacciata e siamo 21-21, una partita altalenante e adesso è coach di Piossasco a chiedere tempo. Siamo 21-21 in questo quarto parziale, partita emozionante. Ripeto, invece la Novi maschile si è imposta per 3-0 in quel di Alba. Un attimo di sosta, riprendiamo un attimo fiato prima del rush di questo quarto set.
Minuto terminato e si riprende sul 21-21 con la Novi pallavolo al servizio, precisamente il numero 21 Barco. Vediamo la schiacciata di Pastore, peccato, per un pelo Barco non tiene la schiacciata di Pastore e siamo 22-21, chiaramente esce Barco al posto di entra il libero di Mariso, che sicuramente poi verrà sostituito nel momento in cui passerà davanti. Troppo bassa, non può schiacciare così la De Ambrogio. Questo pallone era troppo basso e il muro di Torino, Piossasco tiene e siamo 23-21. Brutto errore di Novi. Probabilmente la scelta di un mano fuori sarebbe stata una scelta più oculata, ma la Pastore sbaglia il servizio alla numero 14 del Piossasco e siamo ancora 23-22, 23 Piossasco, 22-9 in battuta di Giorgia Del Nero, 23 Piossasco, 22-9. Giorgia Del Nero al servizio, riceve il libero, schiaccia la numero 11, tiene ancora Novi, contrattacco della De Ambrogio, però salva bene il libero torinese, ma schiaccia fuori e siamo 23 pari, la numero 11 del Piossasco, entrata al posto della numero 5, la numero 11 Belli Camilla, schiaccia fuori e siamo 23-23. Giorgia Del Nero in battuta. Affanculo, scusate. Vediamo l'attacco al centro. Peccato questa palla della Perizza. 24-23 per Piossasco. Vediamo a questo punto a chi va in servizio per Piossasco. C'è un cambio, la palla che scotta, esce la numero 7 ed entra la numero 16 Moioli Luvi, numero 16 del Piossasco. Siamo 24-23 per la squadra avversaria. Riceve Cantini, Del Nero, Olivero ed è assolutamente fallo. Siamo 24 pari. Ha dato palla accompagnata. Barbagallo ha dato palla accompagnata. 24 pari, punto conquistato da Novi. Dopo il muro la giocatrice ha trattenuto la palla e siamo 24 pari. Cambio dietro tra le file della Novi pallavolo maschile, cambio sul 24 pari. Alla battuta va Cattaneo Margherita, è entrata al posto di De Ambrogio, della De Ambrogio. Batte fuori Cattaneo Margherita, ai, gravissimo errore, la ragazza ha sbagliato, certo sul 25-24 probabilmente il pallone scottava troppo e la ragazza ha tirato fuori, peccato. 25 per Piossasco, 24-9. Voglia al servizio, tiene Marisio, prova Cantina schiacciata, tiene il muro di Piossasco, contrattacco al centro, tiene ancora Novi, vediamo se la Olivero Susanna riesce a schiacciare, tiene Piossasco, attacco al centro ed è punto, 26-24. Vince Piossasco 3-1, una partita comunque combattuta fino all'ultimo secondo.
26-24 per Piossasco. Peccato davvero, perché questo quarto set si poteva vincere. Peccato. 3-1. Comunque la regina del campionato ha dovuto come dire, sudare le 7 camicie per venire in tossico al palazzetto di Novi. Comunque la squadra di Novi ha comunque tenuto, e dobbiamo solo ringraziarle per questo tipo di prestazione, questo tipo di spettacolo che ci ha offerto questa sera. Peccato davvero. 3-1, ma se fossimo andati al quinto set non sarebbe successo niente. Comunque il pubblico di Novi comunque saluta le atlete novese, così come tutto il pubblico effettivamente saluta le due squadre con un lungo e meritato applauso. 26-24, 3-1 per Piossasco. Io direi che la mia telecronaca della partita può finire qui. Un attimo che sento la regia, sì, la regia mi dà l'ok. Io ringrazio tutti i teleascoltatori, ripeto, non sono un professionista del microfono, sono un appassionato che ha cercato di raccontarvi questa partita veramente bella. Grazie a tutti quelli che hanno spero di non aver fatto troppi errori. Buona serata e alla prossima da Risso Giulio e dalla Novi Pallavolo Femminile. Buonanotte.